Il perito agrario in questo momento che ruolo, che funzione e soprattutto che immagine ha a livello nazionale? Ma il perito agrario attualmente gode di un'immagine, come dire, sotto traccia, nel senso che il nostro ruolo è molto importante, molto radicato su tutto il territorio e specialmente porto, come dire, con orgoglio anche la rappresentanza dei periti agrari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia quando sono stato eletto in questo territorio. Un territorio molto importante, ma anche a livello nazionale siamo presenti e assistiamo e diamo consulenza a tutte le aziende agricole e agroalimentari. Forse non ci facciamo più molta pubblicità, però il nostro ruolo è ben riconosciuto proprio presso i nostri clienti, presso gli utenti. Alla fine dovremmo soltanto rimodellare un po' la nostra immagine, perché i contenuti ci sono, i professionisti ci sono e quindi siamo una categoria forte, soltanto che ha bisogno un po' più di pubblicità. Ecco, ha parlato di rimodulare l'immagine, vede questa voglia nei vostri iscritti di farlo e soprattutto avete anche un ricambio generazionale importante? Allora, sicuramente tutti i colleghi sono molto orgogliosi della professione che svolgono e sicuramente si aspettano anche da noi, dal Consiglio nazionale, una marcia in più nel pubblicizzare il loro lavoro e la nostra professione. Riguardo il ricambio generazionale devo dire che c'è un'evoluzione molto interessante, nel senso i numeri non sono altissimi, ma i ragazzi che si iscrivono al nostro collegio sono molto motivati e anche molto preparati, per cui, come dire, rispetto al rapporto qualità della prestazione e ricambio generazionale la tendenza è molto positiva. Che ruolo avrà nel futuro secondo lei la vostra professione? La nostra professione avrà un ruolo fondamentale perché, come dire, l'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato stamattina, avrà un ruolo importantissimo, però anche l'agronomia, l'estimo, le materie tradizionali dovranno combinarsi con questa evoluzione tecnologica per guidare un settore che non sarà mai sostituibile dalla intelligenza artificiale, perché è molto, diciamo così, caratterizzata da attività pratiche che devono essere coordinate appunto da un tecnico. L'agricoltura, la coltivazione non può essere sostituita dall'intelligenza artificiale, ma sicuramente può essere integrata tutta quella che è l'organizzazione della filiera produttiva per continuare a ottenere prodotti di alta qualità e comunque sostenere l'agricoltura.